Allora, torniamo a noi, siamo sempre con i nostri esperti, Alessandro Gerotto, in questo caso investi di amministratore delegato della Gerotto Federico SRL, ma anche di ANCE Padova, e infatti adesso lo provocherò al riguardo, e il professor Michele Fabrizi, direttore del Master in Accounting and Corporate Financing dell'Università di Padova. Allora, parto invece stavolta da lei, professore. Abbiamo anche una lettera, accennava il presidente Gerotto, scritta proprio da un giovane che ha avuto un percorso umanistico, nettamente umanistico, e poi peraltro era anche figlio d'arte perché i genitori avevano un'azienda. Lungo il cammino ha detto: perché no, mettiamo un po' le mani in pasta all'azienda, ma non era assolutamente preparato. Ha fatto uno di questi master e gli si è aperto il mondo davanti, cioè ha iniziato a comprendere delle dinamiche che poi gli sono anche piaciute, tra l'altro, ma forse non gli piacevano, non erano attrattive come tanti di seconda generazione, perché quello che viene imposto dai genitori o viene visto nella pratica, se non è capito dai giovani, difficilmente viene accolto, e quindi intraprendono altre strade. Quindi questa del fare dei corsi specializzanti, formativi, dei master molto pratici, può anche essere un motivo di avvicinamento dei giovani a prendere in mano un domani anche il timone o parte del timone della realtà aziendale, di andare all'estero. Io poi l'avevo bloccato, ma anche Alessandro Gerotto ha fatto tanti viaggi all'estero, raccontava, e anche questa testimonianza che abbiamo, è andata in giro per il mondo, adesso lavora negli Stati Uniti con sua grandissima gioia e soddisfazione. È importante questo passaggio, no? Assolutamente, questo è quello che noi in gergo chiamiamo reskilling, quindi persone che hanno un background di un certo tipo, anche diverso, umanistico piuttosto che scientifico, si avvicinano ad un altro mondo con un altro linguaggio. I master, in particolare nel nostro dipartimento, hanno tutti un po' anche questa missione, no? Di consentire questo reskilling. Nel nostro master con Accounting and Corporate Finance lo facciamo consentendo a chi proviene anche da mondi con linguaggi diversi, quindi umanistico, oppure scientifico, oppure giuridico, perché quest'anno nell'aula abbiamo avuto appunto ragazzi e ragazze che hanno studiato prima lettere, piuttosto che statistica, piuttosto che ingegneri, piuttosto che giuristi, ad avvicinarsi, ad integrare le proprie competenze, che comunque aiutano poi a valorizzare la professionalità, al linguaggio appunto del bilancio, del controllo e della finanza aziendale, con alcuni casi appunto di successo, tra cui quelli che lei ha citato, di questo corsista che appunto dal background umanistico adesso si ritrova controller presso un'azienda importante che l'ha spedito subito negli States, per cui si collegherà via Zoom alla discussione, o altri casi che vi potrei citare ad esempio un altro brillante corsista che è ingegnere, anche lui ha colto una vocazione diversa o comunque ha sentito necessità di attrezzarsi con altri strumenti per la crescita professionale. Ha già trovato un primo impiego durante il master, è stato assunto in un'altra azienda del lusso e si occupa di fatto di controllo, di reporting. Quindi fa piacere perché insomma, vuol dire che insomma, la direzione è quella giusta. L'intento, dopo sentiamo anche chi è imprenditore, cosa ne pensa, ma l'intento di queste persone, di questi giovani che frequentano questi master, è quello poi di andare all'estero con maggiori competenze o restare in Italia, perché questo il problema, lo sa, che questi flussi ormai sono diventati veramente impressionanti, di giovani preparati che hanno studiato qui in Italia e tutto, quindi belli impacchettati, poi comunque non trovano soddisfazione nel nostro paese, non trovano risposta al tipo di competenze, di skill, di acquisizioni che hanno avuto di altissimo livello, e le vanno a esplicare proprio all'estero, quindi noi perdiamo veramente delle risorse incredibili. Dal suo punto di vista di docente? No, io penso che le nostre aziende abbiano assolutamente bisogno di riuscire a trattenere menti brillanti, ragazzi e ragazze volenterose con una preparazione adeguata per lavorare nelle aziende del territorio, perché sono competenze che non possiamo permetterci di non avere. Come docente, quando qualche mio studentessa mi dice che va all'estero, io sono ovviamente felicissimo, non c'è niente di male nell'esportare capitale umano, anche perché pensiamo che
siamo abbastanza bravi a ma è gratificante per voi, senza dubbio. Esatto, però come non c'è niente di male, anzi, nel trovare gratificazione professionale in Italia, nel proprio territorio, cioè non è che è solo bravo chi per forza va all'estero. Ci sono tantissimi ragazzi preparatissimi, bravissimi, che trovano l'azienda giusta, l'ambiente giusto che li valorizza. Questa è la chiave, cioè devono essere valorizzati. Sono ragazzi e ragazze che hanno studiato molto, hanno fatto sacrifici, le famiglie hanno fatto sacrifici e devono essere valorizzati. Se le aziende del territorio riescono a creare questo ambiente di valorizzazione, alla fine sicuramente si allora trovano qua siamo al problema. Voi avete bisogno di figure professionali di un certo tipo, è un dato di fatto, ma le aziende, lei qua come presidente anche di ANCE, lo sappiamo, non danno quella possibilità di, lei l'ha visto queste competenze, le ha studiate, di esplicarsi, perché poi vuol dire anche partecipare al momento decisionale dell'azienda, il supportare in certe scelte, cioè come dice, ho scandagliato nei meandri del bilancio, quasi millimetricamente mi sono accorto che se l'avesse fatto un collaboratore e lei non avesse partecipato a questo master, avrebbe guardato con un occhio così e magari i colleghi avrebbero detto questo è un rompiscatole, questo qua è il classico che va a fare i puntigli, abbiamo sempre fatto così, no? Insomma, quindi le aziende nostre sanno, e anche nel settore delle costruzioni, sono in grado di offrire, di accogliere queste preparazioni, queste provocazioni che anche lei adesso farà, perché adesso lei esce da questo master con una vision, col terzo occhio, no? per scherzare, ma insomma. 3 cose. La prima è che noi dal 15 luglio abbiamo un nuovo decreto della crisi d'impresa che ci impone a tutti gli amministratori d'azienda. Che è un po' vecchiotto, però adesso entra in vigore. Sì, diciamo che l'hanno rimaneggiato e l'hanno italianizzato, però di fondo resta l'obbligo per il datore di lavoro e per gli amministratori capire dove sta andando l'impresa. E sono anche responsabili, e questa è una cosa che non è mai successa negli anni scorsi, responsabili dell'andamento dell'azienda, soprattutto prima della crisi, prima che l'azienda vada in crisi. E questo è fondamentale perché bisogna avere semplicemente dei numeri sotto mano che tu devi monitorare tutti i mesi in maniera da prevedere la crisi e poi l'eventuale fallimento. E questo è uno scarico di responsabilità che è enorme, soprattutto nei confronti delle famiglie che lavorano da te, delle banche, quindi di chi ti presta i soldi, perché li rivuole indietro, e soprattutto dei fornitori, perché molte volte, soprattutto per le ditte edili, sono i fornitori a far da banca. Sì. Quindi non mi dilungo su questo discorso, che per me è molto chiaro, però a volte è molto tecnico. La seconda cosa è che chi non si adegua... Però serve per capire certe dinamiche. Sì, sono d'accordo, però dai bilanci che io vedo, soprattutto di altri miei concorrenti, vedi subito chi sta facendo far da banca ai fornitori e quindi fa il furbo, e ci sono 2 o 3 indicatori, non è che ci voglia un genio andare a capire queste cose. Adesso che le ho capite non è che ci voleva tanto. Adesso, dopo aver avuto però magari bisogna spiegarle in maniera un po' più dettagliata. Oppure trovi le ditte che hanno qualche problemino, qualche piccolo dettaglio di cui noi non eravamo abituati qua in Veneto e che probabilmente hanno bisogno di qualche visita da qualche ente preposto. E non mi dilungo neanche su questo. Poi c'è il fatto che, viva Dio, bisogna che le aziende venete si sveglino. Svegliatevi imprenditori, perché ci sono delle aziende, soprattutto italiane, come WeBuild, che ci stanno portando via tutti i lavori. Questa è una compartecipata con CDP, Cassa Depositi e Prestiti, è molto semplice, aveva i libri abbastanza trasparenti, aveva un debito enorme. Adesso qua in giro si sta praticamente in Italia tutti i lavori più grossi del PNRR li sta portando via. Non è un mio competitor perché è molto più grande di me. Però non è una giustificazione dire è molto più grande. Ed è sostanzialmente per me un esempio, non perché io voglio essere lui, perché li conosciamo molto bene. Tra l'altro è anche un iscritto ANCE, quindi
è importante questo. Però io devo dire che probabilmente il futuro del Veneto, delle imprese di Padova, sarà unirsi, fare ditte più grosse. Ogni imprenditore deve fare un po' un passo indietro per cercare di fare squadra e cercare di affrontare le sfide, per esempio del PNRR, tutti quanti insieme, perché altrimenti verremo mangiati dalle ditte più grosse. Per fare questo, per fare l'unione, per fare ogni tipo di fusione tra imprese o aggregazioni o altri termini tecnici, sarà importante essere prima di tutto trasparenti, parlare la stessa lingua, essere bancabili, certo, e magari anche dopo fare un po' di profitto, però questo bisogna farglielo vedere. Ma secondo lei all'interno dell'associazione, qui stiamo parlando a livello territoriale, poi ovviamente lei si rapporta a livello nazionale, è possibile fare questo salto di qualità, quindi sì, acquisire delle competenze, strutturarsi diversamente? Non c'è altra via, non c'è altra via. Questa sarà una via di sopravvivenza da qua ai prossimi 10 anni, altrimenti ci saranno grandi ditte estere, le conosco tutte le ditte estere perché sono anche i miei clienti, che verranno qua, si compreranno gli acquedotti, i depuratori, quindi l'acqua, che è il petrolio del futuro. Già hanno preso gran parte di altre strutture che non mi dilungo, le discariche. Adesso non si sa più dove andare a smaltire i materiali, portiamo tutto fuori in Germania, ma a lei sembra sensato. Manca una visione a 20 anni della politica. Non mi dilungo sulla politica neanche su questo tema, perché da oggi è cambiato un attimo la situazione. Ci sono davanti delle sfide importanti, secondo me ripartire da dei numeri per fare una proiezione, soprattutto nella sostenibilità delle nostre imprese, dei progetti e soprattutto dei grandi lavori che verranno fuori a Padova, sarà fondamentale. Io le dico in maniera certa che le grandi aziende, soprattutto nel mondo delle costruzioni, che progettano in BIM, che è uno strumento innovativo, hanno sotto occhio il controllo dei costi giornalmente, sanno esattamente quanto calcestruzzo, quanto ferro, quanti uomini, e io sto cercando di digitalizzare l'azienda proprio per avere questi numeri da dar da mangiare ai controller, che a sua volta mi daranno in mano quei numeri importanti per dirigere la nave. Certo, L'imprenditore dovrà avere delle leve in mano, sa da dove vengono quei numeri, e questo è fondamentale. Questo è interessantissimo. Un'ultima domanda, siamo giunti al termine, però è interessante perché so che lei ha partecipato insieme al professor Parbonetti a un progetto molto interessante sulla legalità. C'è un algoritmo che è stato studiato che mette in allerta, lancia un alert quando le aziende possono essere a rischio infiltrazioni mafiose. Glielo chiedo perché c'è una stretta correlazione dal momento in cui l'azienda fa questo tipo di operazioni di lavoro, di controllo, poi c'è lo studio commercialistico che ci sta dietro, che dovrebbe avere anche in mano una situazione, diventa un po' più difficile incappare, si può sempre incappare, però essere presi in gestione da entità che non operano correttamente. Potrebbe essere di supporto un certo tipo di gestione aziendale al lavoro che state facendo, anche di aiuto a far sì che le aziende non entrino in mano ad associazioni malavitose, perché parliamo di acquisite da aziende esterne, benissimo, acquisite da aziende esterne che in realtà hanno poi collusioni, diventa molto pericoloso. Certo, il lavoro che stiamo facendo, che innanzitutto è un lavoro di ricerca, aperto come lavoro di ricerca, insieme al professor Parbonetti diversi anni fa, e che sta continuando, è innanzitutto un lavoro di consapevolezza, cioè di rendere consapevoli anche i nostri territori della presenza di questo problema, perché ancora oggi troppo spesso si pensa che questo problema delle infiltrazioni mafiose nelle aziende del territorio sia qualcosa che riguarda... Non riguarda... Esatto, riguarda invece altri. Ci siamo dentro Invece proprio, ci siamo dentro con sguazziamo. entrambi i piedi, e far vedere questo con dati, con numeri, visto che noi siamo studiosi d'azienda, è anche il nostro compito, aiuta la gente a dire ok, non è che devi credere a me, te lo facciamo vedere con dei numeri. E poi l'idea appunto che il bilancio, che di fatto racconta quello che avviene in un'azienda, se analizzato in un certo modo, anche con della strumentazione che al giorno d'oggi è molto sofisticata, dice tanto, può raccontare tanto. E questo è un altro tassello di quegli strumenti che l'imprenditore si può dotare,
sempre di più per svolgere con il proprio lavoro con maggiore consapevolezza di quello che sta succedendo, per evitare rischi e cogliere le opportunità. Assolutamente. In chiusura, il rischio infiltrazioni c'è anche tra i costruttori edili? C'è consapevolezza di questo? L'avete mai affrontato come questione? Sì, abbiamo fatto anche dei protocolli, adesso abbiamo un incontro con il prefetto per andare a sottoscrivere l'ennesimo protocollo. I protocolli sono importanti per far vedere che si fa qualcosa. Poi ci vuole la consapevolezza delle persone che soprattutto devono essere pronte a dialogare anche con queste opportunità al negativo, perché lo sono, perché a volte si pensa che non toccherà mai a me, però quando ti tocca tu non sei pronto, anche perché pensi di essere già bravo ad affrontarlo. La realtà è che ti troverai davanti alla fine della tua azienda, te la mangiano e poi piangi. Assolutamente, e con te tutti i dipendenti, collaboratori, famiglie, per cui anche la responsabilità non solo per la propria famiglia ma per tanti lavoratori. Grazie mille, qua siamo usciti un po' da quello che era il nostro tema, però è sempre interessante, magari potremo anche affrontarlo in proseguo. Allora, in bocca al lupo per la prova finale, ma sicuramente ci racconterà, verrà qui con il cappello dell'ulteriore specializzazione, diploma. Professore, grazie anche a lei di averci informato su queste opportunità. Sono molto utili, lo ricordiamo anche per tanti giovani che hanno intrapreso dei percorsi diversi anche di carattere umanistico e che pensano di aver sbagliato strada e magari vorrebbero ritornare un po' sui binari di quelle che sono le offerte del mercato. Questi master aprono veramente nuovi orizzonti, quindi per imprenditori ma anche per giovani studenti oppure per persone che hanno avuto altri percorsi di studio. Buon lavoro, buon proseguimento, grazie a voi telespettatori. Pubblicità, ritorniamo insieme con altre interviste tra poco.